Bentornati per una nuova puntata di Spazio Volontariato, la trasmissione del Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo che approfondisce i temi della solidarietà e dell'impegno attivo in associazione. E anche questa volta vi raccontiamo un'associazione di volontariato attraverso la viva voce, la testimonianza di due volontari, di due rappresentanti in questo caso dell'associazione. E questa volta abbiamo scelto l'Avis che sarà rappresentata per noi dal presidente provinciale Massimo Varliero e dal vicepresidente provinciale, nonché referente dell'Avis comunale di Rovigo, Mattia De Poli. Credo che non ci sia bisogno di presentare l'Avis, una delle associazioni più conosciute in Italia e ovviamente anche a Rovigo, quindi non mi dilungherò molto, ma chiederò invece ai nostri ospiti di raccontarci un po' che cosa fa questa associazione attiva, soprattutto conosciuta per la donazione del sangue, e attiva in tutto il territorio con numerose associazioni che promuovono eventi e attività di sensibilizzazione su questo importante tema. Ma appunto non mi dilungo oltre, cedo immediatamente la parola al nostro primo ospite, che è appunto Massimo Varliero, il presidente provinciale, a cui chiedo di raccontarci che cos'è l'Avis e di che cosa si occupa. L'Avis è Associazione intanto Volontari Italiani del Sangue, da non confondere con altre scritte con stessa dicitura. Cosa ci occupiamo? Ci occupiamo della donazione di sangue anonima, non retribuita, volontaria per gli ammalati. Noi a livello provinciale, l'Avis è nata provinciale, sto parlando, è nata nel 1957, però ci sono realtà comunali che sono nate molto prima. Attualmente contiamo di 51 sedi comunali distribuite in tutto il territorio polesano, contiamo all'incirca tra soci donatori effettivi e soci collaboratori circa di 11.000 unità, compresi noi sottoscritti naturalmente. Cosa fa l'Avis? L'Avis è un volontariato anonimo, un volontariato che ha bisogno di farsi vedere, di uscire, va in ospedale, uno va a donare, però sempre con la tranquillità. Il donatore è una persona umile che si presta per far star bene altra gente che ne ha bisogno. E appunto abbiamo detto 51 circoli comunali, un piccolo esercito di 11.000 soci. A Mattia De Poli chiedo invece di dirci che cosa fanno appunto le Avis a livello locale. Sì, le realtà locali sono costituite chiaramente prima di tutto dai donatori, dai volontari che si recano a donare il sangue periodicamente, e insieme a loro ci sono altri volontari che possono essere donatori ma anche non più donatori, che si occupano di promuovere la cultura della donazione di sangue, che si preoccupano anche di informare i donatori iscritti all'associazione in merito alle iniziative di promozione della donazione di sangue e anche in merito a quelle problematiche che possono interessare molto direttamente i donatori stessi. Per cui ci sono generalmente dei volontari che tengono aperte anche le sedi nelle varie realtà comunali e che appunto si preoccupano di informare i donatori. Un servizio utilissimo e soprattutto capillarmente diffuso nel territorio, quindi anche molto a contatto con le persone. Io partirei proprio a parlare della donazione di sangue, appunto il tema, il cuore in realtà dell'Avis e il tema di cui si occupa questa associazione. E partirei con una domanda forse molto semplice, ingenua, ma perché è importante donare il sangue? Innanzitutto è importante donare il sangue perché uno che dona sangue di solito è una persona sana, anzi è una persona sana. Donare il sangue contribuisce a sostenere ammalati che ne hanno bisogno e in più è un modo di contribuire alla gestione del sistema sanitario nazionale e quindi di dare un qualcosa gratuitamente per tutti quanti. In sintesi è questa insomma la donazione di sangue. Un altro aspetto è che chi va a donare, chi si avvicina alla nostra associazione e fa il donatore, deve avere un comportamento di vita, uno stile di vita adeguato, quindi deve essere una persona tranquilla, serena, per carità può fare le seratine ogni tanto, però
non deve fare quello che ultimamente leggiamo parecchie volte sui giornali del fine settimana, insomma, quello non lo deve assolutamente fare, anche perché gli esami vengono fatti ogni volta che uno va a donare e quindi deve essere a posto, perché dobbiamo dare all'ammalato qualcosa di sano e veramente sicuro. Quindi anche un incentivo, come dire, a mantenersi in forma o come minimo in salute. Nessuno toglie ovviamente il diritto di divertirsi, di eccedere anche qualche volta, ma non compromettendo appunto la salute. Esatto, con moderazione. E quindi anche appunto un ruolo dell'Avis che incentiva anche la responsabilità, se vogliamo, verso se stessi e verso anche gli altri. Andando, come dire, sul pratico, come si fa a diventare donatori di sangue? Abbiamo visto un po' il perché appunto è importante, ma poi se qualcuno vuole iniziare a donare il sangue, da dove parte? Ecco. Allora, la prima cosa che bisogna sapere è che per donare il sangue bisogna avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni. Chi appunto si trova in questa condizione può volontariamente proporsi come donatore. La prima cosa che deve fare è compilare un questionario in seguito al quale poi verrà contattato per degli accertamenti, delle visite mediche che appunto verificheranno lo stato di salute e l'idoneità della persona alla donazione di sangue. Tutto questo chiaramente nell'interesse dell'aspirante donatore, perché la donazione di sangue comunque richiede determinate condizioni di salute del donatore e nessuno ha interesse a appunto a compromettere la salute dei donatori. Il passaggio successivo, nel momento in cui appunto si risulta idonei alla donazione, è quello di recarsi al centro trasfusionali. In provincia di Rovigo ce ne sono 3, uno a Trecenta per l'Alto Polesine, a Rovigo per il Medio e ad Adria per il Basso Polesine, e presso i centri trasfusionali si può donare il sangue. Ogni volta che ci si reca a donare il sangue ci sono delle visite di accertamento appunto della salute, la misurazione della pressione, piccoli altri test appunto sempre per garantire che in quel momento il donatore sia nelle condizioni di donare il sangue, e la donazione è appunto periodica, perché nel momento in cui si diventa donatori effettivi, gli uomini possono donare il sangue legalmente una volta ogni 3 mesi, le donne possono farlo una volta ogni 6 mesi. La cosa importante della realtà locale di Rovigo a livello provinciale è che c'è un coordinamento tra Avis e Dipartimento di Medicina Trasfusionale, che riguarda tutti e 3 i centri trasfusionali della provincia, per cui i donatori iscritti all'Avis vengono contattati da 3 diversi operatori, uno per centro trasfusionale, e vengono contattati in base alle esigenze di sangue che vengono comunicate dal Dipartimento di Medicina Trasfusionale. Per cui può capitare che determinati gruppi sanguigni, in particolare di solito è il gruppo B o anche A, non vengono richiesti in modo costante e regolare, per cui possono passare anche più di 3 mesi per gli uomini e più dei 6 mesi per le donne. La cosa importante è che comunque essere iscritti all'Avis permette di poter contare nel momento del bisogno su dei donatori idonei. Quindi ecco, è importante, anche se può passare più del periodo legale dei 3 o dei 6 mesi tra una donazione e la successiva, essere iscritti all'Avis è importante, perché nel momento in cui c'è bisogno si viene contattati, quindi sappiamo a chi rivolgerci per donare nel momento appunto in cui c'è l'esigenza. E quindi l'Avis svolge insomma un ruolo fondamentale di coordinamento poi dei donatori, che vengono periodicamente contattati diciamo o nei limiti di questi famosi 3 mesi oppure comunque quando c'è esigenza. Esatto. Questo significa anche che più sono i donatori, più facile è garantire anche, certo, come dire, la disponibilità di sangue anche magari nei periodi più difficili o durante le emergenze. Insomma.
E qui veniamo a un altro tema, diciamo che l'attività dell'Avis viaggia un po' su due binari, da un lato che poi sono correlati, da un lato la donazione, quindi il coordinamento e dall'altro il tema della promozione, quindi dell'invito alle persone che possono a donare il sangue o anche semplicemente a scoprire se possono donare il sangue. Il tema della promozione, ecco, la domanda è molto semplice: perché è così importante poi promuovere e aggiungere anche questo tema della promozione della donazione? Beh, come ho detto prima all'inizio, il nostro è un volontariato molto particolare. Sì, noi siamo associazioni di volontariato, siamo riconosciute a livello